Al via a Porto Marghera i lavori per il nuovo impianto a idrogeno verde, finanziato per 17 milioni di euro da un bando regionale con i fondi del PNRR. L'impianto sarà alimentato da fonti rinnovabili e verrà realizzato in un'area industriale dismessa, sfruttando le infrastrutture già presenti. L'impianto sarà pronto per forza prima del 30 giugno 2026 perché espira il PNRR e noi siamo stati, naturalmente siamo sotto questo progetto. L'impianto è un impianto da 5 megawatt, è una taglia media capace di fare 600-700 tonnellate anno di idrogeno. Alla cerimonia presente anche il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Tommaso Foti con l'assessore regionale Roberto Marcato. Ho voluto la ZLS perché le aziende vengono qui a insediarsi con aiuti finanziari ed economici importanti, ma soprattutto con agevolazioni dal punto di vista burocratico. Noi abbattiamo la pesantezza amministrativa. E anche in questo caso Sapio ha saputo sfruttare le modalità della ZLS. Con l'avvio di questo nuovo impianto a idrogeno verde, di fatto a Marghera inizia la creazione della più grande Hydrogen Valley d'Italia. È un segnale che si inserisce in un contesto più generale in cui l'Italia è un paese che ha bisogno di energia, ha bisogno di produrre energia e ha bisogno di utilizzare i porti per alimentare la propria resilienza. Qui il tema è la produzione di corrente elettrica non è l'idrogeno è un accumulatore di energia elettrica. Questo è importante capirlo. E qual è il vantaggio rispetto alle batterie? Che è leggero, perché è un gas, di conseguenza è trasportabile, per cui potrò metterlo sugli aerei, sui treni, sui camion, mentre l'aereo a batteria sarà difficile vederlo in futuro.